La sua casa era diventata un mucchio di macerie dopo quel terribile 7 giugno del 2009, il giorno in cui tutto a Vallà di Riese era cambiato. Case e capannoni distrutti dalla tromba d'aria, un paesaggio cambiato, paura, tanta rabbia e incognite per il futuro. Come ricostruire ciò che era andato perduto? Terreno ideale per truffatori sciacalli come il 57enne veneziano Renzo Micheletto, arrestato ieri dai carabinieri di Venezia. Truffatore seriale sul quale pendeva un ordine di carcerazione per scontare 3 anni a causa di 3 episodi di truffa aggravata commessi tra il veneziano e il trevigiano tra il 2007 e il 2014. Nella sua rete era finito anche uno di loro, uno di Vallà, un quarantenne agricoltore con alcune difficoltà psichiche. In combutta con 2 soci, infatti, secondo gli inquirenti, Micheletti ha contattato l'uomo disperato e l'aveva convinto che avrebbe potuto rifarsi la casa grazie a fantomatici soldi pubblici e contributi regionali. C'è un aggravante perché appunto si approfitta di persone in stato di necessità e quindi c'è questa aggravante che rende i reati ancora più infamanti e più gravi. 60.000 euro svaniti nel nulla per l'agricoltore e dati ai 3, raggirato una seconda volta dagli stessi 3 uomini che evidentemente gli erano sembrati angeli custodi. Mentre era in corso la truffa sulla ricostruzione, infatti, lo convinsero a sottoscrivere mutui con beneficiari loro stessi per diventare milionario coltivando fragole. Conti svuotati con un danno di almeno 200.000 euro. L'accusa di circonvenzione di incapace ha pesato sul capo del 57enne veneziano affinché non è stato bloccato in un bar di Noventa Padovana. Era di ritorno dalle zone terremotate delle Marche. Lo sciacallo forse era pronto a tornare in azione.